noi ci rappresentiamo sempre insieme con i centri per l'impiego. Siamo degli stretti cugini e ci occupiamo in qualche modo di accompagnare al lavoro le persone, in particolare con disabilità intellettiva o con problemi di salute mentale, con problemi di dipendenza. Ci occupiamo più di quella fascia di persone che hanno maggiori difficoltà o maggior bisogno di accompagnamento per entrare nel mondo del lavoro, se sono disponibili a farlo, ovviamente. Se devo sottolineare qualcosa rispetto al mio territorio, in particolare il centro per l'impiego di Schio, noi siamo nelle stesse sedi del centro per l'impiego di Schio Tiene, quindi lavoriamo veramente in stretta connessione e quindi i percorsi che noi facciamo sono molto confrontati e spesso condivisi. Abbiamo un rapporto proficuo e costante con le aziende del territorio, sempre in collaborazione col centro per l'impiego, nel senso che ci rivolgiamo comunque ad aziende condivise, nel senso che sono soggette all'obbligo, oppure anche non soggette all'obbligo nel caso di collaborazione per progetti più di inclusione sociale. Notiamo generalmente una buona disponibilità delle aziende a mettersi in gioco e a ragionare, come dire, sulle opportunità e sulle modalità più opportune per favorire l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, anche di quelle intellettive e anche di quelle con problemi, diciamo, di tipo mentale. Sono le persone un po' più faticose da inserire, nel senso che il pregiudizio, la rappresentazione sociale che si ha spesso le vede come le persone con maggiori difficoltà. In realtà, se ben collocate, ben aiutate e con un buon, diciamo, contesto di inserimento, sono spesso elemento di grande soddisfazione per i colleghi e per l'azienda stessa, e anche dal punto di vista professionale. Una persona con una disabilità di tipo mentale è assolutamente intelligente, è assolutamente capace di imparare e spesso non ha le difficoltà fisiche che magari hanno altri lavoratori con disabilità fisica, per cui sono molto magari più limitati.